il momento più drammatico di tutta l'esperienza Covid è stata la solitudine, il vivere isolati e quindi la possibilità di poterli incontrare ogni giorno, queste persone ammalate, ha fatto sì insomma che da parte mia potessi portare in dono una presenza e da parte loro insomma c'è stata l'occasione per ascoltare tante storie di vita. Lui è Don Marco Galante, oggi parroco alla Mandria a Padova, ma nella stagione del Covid è stato il cappellano dell'ospedale di Schiavonia, dove ha vissuto tanti giorni assieme ai malati e al personale del Covid Hospital. Giorni passati in trincea in una battaglia per la vita nella quale diventava fondamentale ogni parola, ogni gesto, ogni sguardo dietro le mascherine che erano diventate drammatica quotidianità. Sembrava un tempo bellico, un tempo di guerra. Ricordo quando gli ammalati continuavano ad arrivare in ospedale, venivano ricoverati e i medici, tutto il personale si chiedeva qui non dimettiamo quasi nessuno e gli ammalati continuano ad arrivare, dove li posizioneremo queste persone ammalate? Cosa accadrà dopo il Covid, ci si chiedeva in quei giorni drammatici. Cosa lascerà dopo di sé questa piaga? Come cambierà una società che già prima della pandemia si trovava di fronte a cambiamenti epocali? Interrogativi che poi sono diventati la storia dei 2 anni e mezzo vissuti in questo tempo, ecco, del Covid, e la storia che stiamo vivendo ancora oggi, perché anche oggi siamo segnati da quell'esperienza.